sapevo che c'erano delle ragazze molto forti e quindi mi sono detta parti subito veloce e prova a vedere come va. Infatti sin dal nuoto, dai primi metri, ho cercato di spingere più che potevo e sono uscita davanti a loro e da lì in poi non potevo mollare, anzi dovevo tenere duro fino alla fine e così è stato. È stata una bella gara, sapevo già che avrei potuto avere sia Giulio Soldati che Mirko Lazzaretti in bici, ho provato subito a spingere dal nuoto e siamo riusciti a portare via una fuga in 3. Abbiamo lavorato bene e soprattutto in bici qua ci davamo cambi regolari, siamo riusciti ad accumulare un altro po' di vantaggio sul secondo gruppo. Sapevamo che c'erano dei forti ciclisti dietro e allora abbiamo spinto più che potevamo. Scesi dalla bici, ho provato a fare una T2 veloce, mi sono attaccato subito a Giulio con cui so che ho un buon rapporto, so che è un buon corridore, ho provato a stare con lui e ho provato alla fine se ne avevo di più. Ho fatto 2 o 3 attacchi nella parte dietro prima della zona sul lungomare, lui ha provato a fare qualche allungo e alla fine ho fatto la stilettata vincente circa all'ultimo chilometro, chilometro e 2 e ho provato ad andare e mi è andata bene.